starter Mario Camo. Eccolo qua, partenza regolare, Mario Camo, il nostro starter, incremento di Sana nella zona di partenza, sempre disponibile a seguire gli atleti in difficoltà. Un gran bel ritmo dall'inizio e poi vedremo attaccato sotto lì, fare gara, ale, via Rabi, alla spunta le ragazze, grazie alla spunta le ragazze per il loro percorso che si accorcia, ragazzi che correranno prima giro piccolo e poi gara corte, 6 minuti, dai. Dentro col buco lì! Sta sotto Riccardo, stai sotto! Sta sotto! Bravo Rino, stai là, stai lì Rino, dai Ben, dai Matteo, dai Alessio, dai, bravissimi, dai bravissimi! Dai Ben! Ed eccolo qua, Nicolò Dinassi davanti, qualche metro di vantaggio su Roberto Boni, comunque ci siamo quasi in recupero e Adesi scivolato in terza posizione per la quarta posizione, uno splendido per Davide davanti a tutti, a Ossinger in particolar modo. Ancora il passaggio, Mirko Tomasi, abbiamo ancora il passaggio, fatti avanti, atleti, bene! abbiamo il nome di Sean Rambatto e poi ecco Joele della Val di Cipra e troviamo anche Rino Rasani del Cervis e ecco via tutta ovviamente la fila di atleti impegnati quest'oggi nella gara cadetti. Chinassi, gran recupero da dietro, vedremo se Boni riesce a rientrare. Nicolò Chinassi, primo davanti a tutti, applausi per questo ragazzo che viene dall'Atletica Testini, quindi da Arezzo, eccolo qua, complimenti della sua scia, si conferma Roberto Boni da Reggio Emilia e per il terzo posto con un gran finale arriva con numero 389 Jacopo Piazza del Vicentino e splendido anche Davide Anci che si ferma fuori dal podio in quarta posizione anticipando Anesi, Orsing e poi Garbuio. Ragazzi, ovviamente in zona partenza ormai agli ordini dei giudici e degli starter.